Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Quante emozioni quest'oggi, ragazzi, tra gruppi musicali, danzatori, ballerini. Il bello della nostra radio è proprio questo, che diamo spazio a tutti coloro che hanno ancora voglia di parlare, voglia di comunicare, anche voglia di mangiare. Proprio per questo il mercoledì dopo mezzogiorno, in replica la domenica alle 12:30, c'è in onda È tutto un magna magna. E qui l'appuntamento con le feste, le sagre di ogni dove, nord, centro, sud, tutta roba buona, tutta roba genuina, ma soprattutto tutta roba territoriale. Cioè, non vi parlo della grande festa con migliaia e migliaia di persone dove per arrivare dovete fare un'ora di coda. No, solo roba piccola, glocal, per usare un linguaggio da comunista. Roba buona che si trova magari semplicemente girando su Facebook, ma che non viene pubblicizzata nelle grosse e grasse radio. Se ne parla RTL, è inutile che ve ne parli anch'io, o no? Partiamo subito con venerdì 26 giugno. Questo venerdì, signori, andiamo a trovare i nostri amici di Elenas Farm, che è una fattoria, io la chiamo così anche se non è questo il termine esatto, che si trova appena fuori Milano, a pochi chilometri da Milano, a Trovo, in provincia di Pavia. Prendete l'autostrada per Genova, una delle primissime uscite, e siete arrivati. Una fattoria dove si può mangiare, si può bere, si può addirittura dormire. Ci sono gli animali da cortile, non soltanto, ma soprattutto c'è Elena, è lei che gestisce, insieme al marito Elvir e al figlioletto, si fa per dire figlioletto, un figliolone grosso, gestiscono questo bellissimo appuntamento quotidiano con la genuinità. Fanno da mangiare cose bellissime, buonissime. Il posto ne vale la pena anche soltanto per passarci un pomeriggio, ma questo venerdì 26 giugno c'è la possibilità di fare una bella grigliata in compagnia anche di spettacolo, farfalle luminose su trampoli, spettacoli con il mangiafuoco, si cerca di attrarre l'attenzione di grandi e piccini, ma la cosa principale chiaramente è la grigliata. Venerdì 26 giugno, ore 18:30, si mangia comunque. Menù grigliata, 25 euro adulti, 15 euro i bambini, la possibilità, come vi dicevo, addirittura del pernottamento. Non vi dico niente di più se non fate un giro su internet, cercate Elenas Farm a Trovo, in provincia di Pavia, e naturalmente se ci andate ce li salutate perché sono grandi amici di Radio Libertà. Andiamo in provincia di Rieti. E questa è un'altra cosa che uno dice, effettivamente vale la pena farsi un weekendino per mangiare gli stringozzi. Mai provati? Neanche io. Sono un tipo di pasta, la 39esima sagra degli stringozzi, ma mica stringozzi qualunque, gli stringozzi talocciani. Dici, se sono talocciani. L'evento che ogni anno ospita veramente tanta gente da tutto il territorio si tiene presso il Parco Fonte Pesole di Talocci a Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Siamo alla 39esima sagra. Sabato 4, domenica 5 luglio, ore 19:30, apertura stand gastronomico, poi la serata danzante con l'orchestra, ma c'è soprattutto l'apertura dello stand gastronomico alle 19:30 e vorrei vedere. Ore 21:30 si magna, si canta, si balla, ma soprattutto il menù completo per sole 15 euro, piatto di stringozzi, 2 salsicce, insalata mista, pane, ciambellette al vino e naturalmente da bere acqua e vino, solo 15 euro, signori. Se siete in zona, ma anche se volete farvi un weekend fuori porta, Fara in Sabina,
Rieti, 4-5 luglio, sagra degli Stringozzi Talocci presso il parco Fonte Pesole. Roba buona, roba da far venire l'acquolina in bocca. Andiamo invece a Mappano, siamo in provincia di Torino, sabato 4 luglio dalle 18 alla mezzanotte, Mappano in festa, la notte bianca. Sei un hobbista, un artigiano, un produttore diretto, un vivaista, un promoter o vendi anche usato di qualità? Beh, signori, sabato 4 luglio dalle 18 alla mezzanotte, Mappano in festa in provincia di Torino. Banchetti in strada, negozi aperti, momenti culturali, balli, canti, intrattenimenti vari, stand enogastronomici e giostre per i più piccini. Mappano in festa, la notte bianca. Un'occasione, naturalmente, anche qui per farsi semplicemente un giro fuori zona. 4 luglio, via Rivarolo, strada Cuornier, dalle 18 alla mezzanotte. Naturalmente tutti i negozi aperti. Colle Valdelsa, fantasticherie, teatro di strada in Castello. Siamo a questa domenica, signore e signori, domenica 28 giugno, Colle Valdelsa si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto e anche qui ci scappa il weekendino fuori dalle scatole, usciamo di casa, cerchiamo di prendere aria, dice non è facile, con questo cavolo di tempo, non di aria non se ne trova, ma in questo caso fare un giro in Toscana, una giornata dedicata all'immaginazione, al teatro, alla sorpresa, alla magia degli spettacoli dal vivo con performance itineranti, animazioni, momenti pensati per tutte le età. Roba interessante. Domenica 28 giugno dalle 10:30 fino alle 21, fantasticherie, teatro di strada in Castello a Colle di Valdelsa in provincia di Siena. Naturalmente, dicevo prima, per tutte le età, quindi portate i vostri bambini. Portateli anche all'Aigueglia, in provincia di Savona, Liguria, signori, giornata frittura. Giornata frittura, questo 28 di giugno, domenica della frittura, un pranzo e una cena pensati per chi ama il profumo del mare, il fritto fatto di massima qualità, croccante fuori, morbido dentro, da gustare appena pronto. Qualche esempio, Simone? Antipasto con fritto di acciughe e focaccia calda, fritto misto di pesce, una bottiglia di vino ogni 2 persone, ti basta, più acqua, disponibile anche senza glutine, 21,90 € a persona, tutto compreso, signore, signori. Formula dinamica e informale, savordé. Qui non facciamo servizio a tavolo, non c'è coperto da pagare, ti accomodi, ti alzi quando vuoi, vai a ritirare i tuoi piatti nei punti dedicati, zero attese, atmosfera conviviale, prezzo più leggero. Hai capito? Ah però, giornata frittura, anche senza glutine, via Dante Alighieri 24, Laigueglia, provincia di Savona, questo 28 giugno, la domenica della frittura. Chianciano Terme, altri appuntamenti musicali, la festa della musica, signore e signori, dal 23 al 26 luglio a Chianciano Terme, al Parco Fucoli con ingresso libero. La line-up della 24esima festa della musica è completa, c'è l'aperitivo alle 18:30, inizio dei live alle ore 22, ma anche qui apertura degli stand gastronomici alle 18:30. E cosa c'è di meglio che ascoltare musica mangiando? Direi assolutamente nulla. E naturalmente lo dico anche per voi artisti dalle voci più differenti, avvicinatevi a questi eventi perché sono un palco importante, soprattutto per chi è magari proprio alla primissima canzone, come ci capita spesso di ospitare a noi. La città di Casteggio, siamo in provincia di Pavia, la notte bianca dei bambini, questo sabato 27 giugno dalle ore 19. Casteggio si accende di magia, colori, divertimento, con una serata tutta dedicata ai più piccoli, una vera notte bianca dei bambini, tra allegria, fantasia, personaggi dei cartoni, giochi
e tante sorprese per vivere insieme una serata speciale nel cuore della città. Per tutta la famiglia, ma soprattutto per i bambini, Casteggio Cartoon Night, 27 giugno a partire dalle ore 19, la notte bianca dei bambini in provincia di Pavia. Qui siamo invece in Brianza, Pro Loco di Sovico, gruppo motociclisti e la pizzeria alle Corti organizzano per il 27 e 28 giugno questo weekend Sovico in moto. Questo sabato 27 giugno dalle 17 mototerapia per bimbi, bimbe, ragazzi, ragazze diversamente abili. Alle 21 serata rock con musica dal vivo. Domenica 28 giugno dalle 11 grande sfilata motociclistica Piazza Garibaldi, Sovico, ritrovo alle ore 9. Accesso libero e gratuito. Sabato sera la compagnia del Blasco con un tributo a Vasco Rossi, una bellissima iniziativa se ci ascoltate da Monza o dalla Brianza. Sovico in moto questo weekend, grazie alla Proloco di Sovico, al gruppo motociclisti e alla pizzeria alle Corti. Sabato 27 giugno dalle 17 la mototerapia per ragazzi diversamente abili, poi serata rock e la grande sfilata motociclistica domenica 28 giugno a partire dalle ore 11 in quel di Sovico. Me ne vado? Quasi, ci vuole un po' di vino. Alla fine, dopodomani, 26 giugno, siamo a Oliva Jessi, signori, non scopriremo mai dove si tratta. Oliva Jessi, chi non conosce Oliva Jessi? Assolutamente, tra colline, sapori e musica sotto le stelle. Siamo sempre nella zona di Pavia, ignorante. Arriva la notte del Riesling. Dalle 18, camminata alla scoperta delle antiche radici del borgo e della sua anima agricola. Però alle 19 degustazione al tramonto dei migliori vini del territorio, con piatti tipici e selezione delle migliori etichette di Riesling. Dalle 21:30 musica live per vivere insieme l'atmosfera unica delle nostre colline, insomma un'esperienza da vivere, non solo da bere ma anche da vivere, ma anche da bere. 26 giugno, Oliva Jessi, Piazza della Chiesa, provincia di Pavia, dalle 18 alla mezzanotte. Signori, con questo è veramente tutto. Non posso che avervi fatto venire fame. Grazie a Simone per la mangiata insieme, mangiata immaginaria. Sammy Varin se ne va, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,